Furti di rame è diventata ormai una missione quasi quotidiana della microcriminalità. Territorio agrigentino saccheggiato in lungo e largo, danni e disagi non si contano più. Sabato sera ad essere presa di mira contrada Ciavolotta con pesanti conseguenze riversate sul quartiere del villaggio Mosè. Rubati 1000 metri di cavi di rame. Tutte le abitazioni e le attività imprenditoriali della frazione sono di fatto rimaste isolate. Sul posto, lanciato l'allarme, si sono precipitate le pattuglie della Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e avviato la perlustrazione dell'intera area. Non sarebbe stato però trovato alcun elemento utile alle indagini per risalire agli autori del furto. I cacciatori di oro rosso potrebbero averla fatta franca, visto che non si sarebbero lasciati alcuna traccia dietro. Allarme lanciato in serie dai residenti e dagli operatori economici. All'improvviso i loro telefonini hanno iniziato a non funzionare, saltata anche la rete internet. Nessun momentaneo disservizio è stato subito accertato. La colpa del blackout da addebitare ad una banda di malviventi che è riuscita a tagliare e a razziare i cavi di rame della rete telefonica e della linea elettrica. Nelle ore precedenti un altro chilometro e mezzo di rami di cavi elettrici in 18 campate portato via in contrada Petrusa in territorio di Favara. Tantissime le abitazioni, si parla di circa 500 famiglie rimaste al buio. Sono intervenuti sia i tecnici dell'Enel che i carabinieri della tenenza cittadina. Operai subito al lavoro per ripristinare le linee e restituire l'illuminazione alle abitazioni. L'escalation di furti sta mettendo in allarme, con le forze dell'ordine impegnate a dare la caccia agli autori.